C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, sempre qui su Teletutto, in nostra compagnia, seppur breve, ma anche oggi speriamo di regalarvi, oltre a un sorriso, anche qualcosina in più in termini di conoscenza del nostro dialetto. Quello di oggi è simpatico, attenti bene. Chi che sbaglia i prim panei, el fa la scala qui martei. Non ricordo il tuo nome, giovanotto, come ti chiami? Mi chiamo Lorenzo, ho 20 anni e sono studente universitario qui a Brescia. Ah, benissimo Lorenzo, senti un po', che facciamo? Approfittiamo dei milioni di ascoltatori e di ascoltatrici che stanno seguendo per lanciare un appello oppure no? Ma sì, lanciamo un bel appello. Il mio numero è 366. Hai capito Lorenzo come mi si applica? Beh, ma all'università non manca la materia prima. Ah beh, ma non ci si va perché si sta a casa. Online, sì, stanno facendo lezioni online. Tutto online, mannaggia, bisogna aspettare, avere un po' di pazienza e sperando davvero che le cose migliorino. Caro il nostro studente universitario, di che cosa, scusa? Giurista d'impresa. Giurista d'impresa, pensate un po', questa è una cosa seria. Prova a leggere qui, tu come te la cavi col dialetto? Lo conosci, lo pratichi? So qualche parola, però qualcosina, dai. Vediamo un po', dai, vediamo, qui. Chi che sbaglia i prim panei e fa la scala a cul martei. Oh, l'hai detto in modo sì, sicuro perlomeno. Pronuncia ci può essere. Vabbè, chi sbaglia, dai, chi che sbaglia i primi panei, cos'è il panè, i panei? I primi gradini. Ah, bravo! Che continuerà poi percorre il resto delle scale in modo, possiamo dire, sbagliato. Proprio al capitombolo, insomma. Come dire che chi fa il passo più lungo della gamba Poi ci rimane fregato. sì. Allora, caro Massimiliano, siamo qui, prova a leggere questo detto in dialetto. Chi che sbaglia i primi panei e fa la scala a cul martei. Si può dire, sì, c'è proprio dentro il culetto, c'è, cul martei. Capisci qualcosa? Vabbè, la prima parte è chi sbaglia a fare i gradini, la seconda invece... Sai cosa sono i cul martei? Da bambini magari pure tu quando eri piccolo li facevi nel gioco nei prati, le capriole. Ah, le capriole. Quindi se uno sbaglia, se inizia uno che inizia male, Va peggio, cioè continua. Cioè peggiora. Speriamo insomma che non capiti ovviamente a te. Siamo all'interno dello showroom di Lupo Antico in via Albertano da Brescia numero 16, venite a trovarli perché ragazzi rimarrete a bocca aperta, occhi spalancati che c'è una più bella dell'altra, serramenti, porte di qualità e a prezzi ragionevoli. Lupo Antico davvero, tu che fai a casa con le porte e i serramenti, siete a posto? Sì, a posto. Sì. In caso chiedo al Lupo Antico. Sei una che le sbatte le porte o sta attenta? Sto attenta. Quando sei arrabbiata, sbam! È un po' sì. Impegniamoci adesso, mettiamoci seri cara Elisa perché bisogna provare a leggere questo detto in dialetto. Chi che sbaglia i prim panei e fa la scala a cul martei. Sì, chi che sbaglia i prim panel fa la scala a cui martei, ovvero? Allora, vabbè, chi sbaglia i prim panei. Panei, il pane piccolo da tagliare a fette, no? No. Ah, vedi che non ci casca? I gradini, chi sbaglia... I gradini fa la scala a rotoloni, che vale anche un po' come insegnamento di vita, no? Sì. Sì, ti è capitato ancora di iniziare qualcosa controvoglia, un po' maluccio, poi è andata avanti peggio? Sì, un po' di volte sì. Proprio di scuola? Anche. Diciamolo profi però, Chi che sbaglia i prim panei fa la scala qui martei, direi che è proprio l'esatto opposto, il contrario, in chiave proprio negativa del più famoso proverbio chi ben comincia è a metà dell'opera. In questo caso invece chi sbaglia nella propria attività, nella propria azione, nel proprio lavoro ai primi gradini, ai primi panei, rischia di fare tutta la scala a capitomboli, quindi di rovinare tutto quello che si è costruito all'inizio. Bene, è tutto anche per questa volta, appuntamento al prossimo Centro Anch'io, arrivederci!